Aziende di trasporto pubblico del Veneto si sono riuniti a Padova con i responsabili della mobilità. Sono tutti molto arrabbiati con la Regione che ha tagliato i fondi per il trasporto pubblico locale, tanto che hanno dato mandato a Flavio Tosi di trattare direttamente col governatore Luca Zaia. L'Assemblea ha deciso per un'iniziativa molto forte, portare la giunta regionale davanti al TAR. Per tutto il Veneto vuol dire ridurre il trasporto pubblico, vuol dire ridurre i servizi ai cittadini, vuol dire lasciare a casa e mettere in difficoltà le aziende di trasporto. Il 12% in meno di stanziamenti, ai quali bisogna aggiungere l'enorme aumento del costo del carburante e delle assicurazioni, tagli che poi arrivano su aziende che a livello nazionale sono tra le più efficienti e che riescono a coprire quasi il 50% dei costi con i biglietti, il doppio rispetto al resto d'Italia. Vuol dire taglio dei servizi, taglio delle corse, minori servizi per i nostri giovani e per tutti gli utenti della provincia di Vicenza. Mancano 30 milioni di euro, soldi che lo Stato ha stanziato e che la Regione, accusano, non ha fatto arrivare alle casse delle aziende, che così sono costrette a tagliare le corse e ad aumentare i biglietti. Ci viene proposta una cifra di 10 milioni che ci mette in condizioni, se non a fine anno, i primi dell'anno prossimo, di portare il lievito tribunale. Un servizio fondamentale per i veneti, il trasporto pubblico serve per rendere vivibili le città, invece senza fondi, accusa Confservizi, le aziende rischiano di chiudere. Siamo alla farsa perché appunto si dice non metteremo le mani in tasca dei cittadini come regione e obbligano tutti gli enti locali, le aziende che esercitano il trasporto, pensiamo appunto anche alla stessa Trenitalia, ad aumentare le tariffe. E rischiamo di diventare una regione sempre più che guarda, anziché al nord Europa, che guarda al nord Africa. L'ultima spiaggia, dicono gli amministratori delle aziende di trasporto, è un ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro la delibera della Giunta del Veneto.